Con un Ballarò in più nel motore, la Promende batte allo Scirea l'Atletico Messina e si porta in piena zona playoff. La squadra giallorossa, dopo il successo esterno di Monforte, non concede sconti nemmeno all'Atletico Messina, che sconfigge davanti ai propri tifosi con il risultato di 3-2, centrando inoltre la seconda vittoria di fila nel 2025. La compagine allenata da Gabriele Patti ci prova fin dall'inizio con il calcio di punizione affidato a Cambria, che trova i guantoni del portiere Previti. L'Atletico Messina non sta a guardare e risponde poco dopo con il piazzato affidato a Briganti. Il suo sinistro però si stampa sul palo con Liotta, che a porta vuota spara poi incredibilmente sul fondo. La Promende la potrebbe sbloccare invece su calcio di rigore concesso dal signor Di Pasquale per questo fallo su Pantano, ma dagli 11 metri Cambria si fa ipnotizzare da Previti, che respinge la conclusione del 10 giallorosso. Vantaggio che la Promende trova comunque al minuto 37, quando Ballarò, con questa fantastica punizione da posizione defilata, non lascia scampo al portiere Previti, spianando di fatto la strada ai suoi verso la vittoria. È il terzo centro in campionato per l'esperto centrocampista classe 97. L'Atletico prova comunque a reagire reclamando anche un possibile calcio di rigore su Bonsignore, ma il fischietto di Palermo concede invece solo rimessa dal fondo. Poi la Promende torna ad attaccare, Pantano mette in aria dove Sowe anticipa il suo avversario e prolunga in mezzo per Arrigo, che non trova lo specchio della porta. Bersaglio, che la squadra giallorossa centra comunque al minuto 44, quando ancora Ballarò, con una fantastica punizione da oltre 30 metri, infila il pallone laddove Previti non può arrivare, facendo così Promende 2, Atletico Messina 0 e doppietta personale per l'otto giallorosso e quarto centro in campionato. Con le immagini di Filippo Ciavorella siamo già nel secondo tempo, Atletico che attacca con il neoentrato Di Natale che sfiora il palo alla destra di Capilli. Poi i biancoazzurri ci provano anche su calcio di punizione, ma Capilli risponde presente. Al minuto 55 invece la Promende chiude la partita grazie all'ex Sowe, che riceve in aria e col sinistro non perdona il portiere Previti, firmando il gol del 3-0 per la formazione lucese. La Promende insiste e prova anche a calare il poker, il solito Ballarò, gran destro tra fuori e ottima risposta del portiere bianco-azzurro. Poi l'Atletico Messina qui con l'ex Arena che pennella perfettamente in aria per l'altro ex della gara, Guglielmo, che di testa batte il portiere Capilli per la rete dell'1-3. Poco dopo però la Promende rimane in 10 uomini, viene espulso infatti dal direttore di gara il numero 7 Arrigo per questo fallo di reazione su Foti. Doppio giallo dunque per il calciatore della Promende, che deve lasciare anzitempo la partita. Dunque ci crede la squadra bianco-azzurra, che troverebbe anche il gol del 2-3 con Di Natale, ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Poi la Promende nel finale tenta ancora una volta di chiudere del tutto questa sfida, che rimane comunque apertissima. Gran sinistro di Sowe e risposta perfetta da parte del portiere Previti. Partita che nel finale regala ancora emozioni. L'Atletico Messina tenta l'assalto disperato e al minuto 91 trova il gol del 2-3 con questo splendido colpo di testa da parte di Di Natale, che batte il portiere Capilli. A questo punto la squadra biancoazzurra si riversa tutta in avanti alla disperata ricerca del pareggio, avrebbe la chance proprio sui titoli di coda, ma Pantano è decisivo, allontana in calcio d'angolo e subito dopo arriva il triplice fischio del signor Di Pasquale, che sancisce la vittoria della Promende. Una vittoria importantissima, dicevamo, per la squadra di Santa Lucia del Mela, che vola di fatto in quarta posizione nel girone B di promozione. Applausi comunque anche per l'Atletico.